Allora, cari telespettatori, ben ritornati in nostra compagnia anche questa sera. Come vedrete, un parterre veramente d'eccezione speciale per supportarci a capire, a comprendere meglio determinate dinamiche. Molti di voi ci hanno scritto, hanno fatto osservazioni, eccetera, relativamente a quello che sta avvenendo. E quando si parla di indipendenza della Regione Veneto, indipendenza o autonomia, abbiamo capito che non c'è grandissima comprensione, molta chiarezza, i termini a volte vengono anche confusi, quel che è certo è che c'è un sentire comune molto diffuso che propende per qualcosa che deve cambiare, alla luce anche di fatti recenti che accadono, alla luce di una tassazione. Abbiamo appena passato il cosiddetto lunedì nero, che dir se ne voglia, per carità, che uno posticipi, perché poi magari ce lo racconteranno anche i comuni, alcuni hanno comunque prorogato necessariamente i termini, o che non lo facciano, che non ci siano sanzioni, però comunque è un cumulo di peso economico da sborsare molto importante per tantissime famiglie, per moltissimi imprenditori. E poi naturalmente c'è la situazione economica che non tende a migliorare. Si parla di riforme che devono essere fatte con cadenze ben precise, si auspica che queste possano arrivare, ma nel frattempo le cose non vanno così bene. L'Europa preme, dà sempre segnali, nicchia, non si capisce se i nostri passi segnati dal Premier Renzi possano aggradare o meno a quelle che sono le dinamiche internazionali anche delle banche europee. Fatto sta che nel frattempo in Veneto c'è un po' di fermento e dopo una pausa così dovuta anche al fattore elezioni, che indubbiamente ha condizionato certe dinamiche, torna in auge sia per quello che è successo in Consiglio regionale, e ve lo racconteremo, sia perché c'è stato un convegno internazionale che si è tenuto sabato scorso a Castelbrando, che si può definire la sede ufficiale di Indipendenza Veneta, quella che è stata deputata per un importante incontro. Qualcosa eppur si muove. Noi vogliamo spiegarvi con gli esperti, i migliori esperti che siamo riusciti a trovare, che potessero essere disponibili per stare qui con noi, i vari punti di vista, un percorso che viene fatto, i pro e i contro. E allora vi presento subito gli interlocutori di questa serata. Andrea Favaro, professore di filosofia del diritto, avvocato, ben arrivato qui con noi. Grazie di essere qui, anche una giovane presenza molto interessante e stimolante. Luigi Sposato, già lo conoscete, presidente Eurointerim SPA, Eurointerim International, grazie anche a lei. Grazie. Procedimento di internazionalizzazione a stretto contatto con il mondo dell'economia e del lavoro, quindi sa quel che va e che non va bene, ha delle istanze molto precise e pressanti da parte di aziende e anche di lavoratori. Gennaro Marotta, consigliere regionale dell'Italia dei Valori, ha partecipato alle sedute calde che si sono svolte in Consiglio regionale e potrà raccontarci bene che cosa è successo e anche il punto di vista dell'Italia dei Valori. Pierantonio Tomasi, vicepresidente di ANCI Veneto, grazie anche a lei. Buonasera. E quindi comuni a questo punto, che in un momento come questo, certo, con la fiscalità pressante, le aliquote, come la pensate? L'autonomia. E l'autonomia dei comuni, esatto, niente po' di meno tra l'altro. Alessio Morosini, Indipendenza Veneta, fondatore. Buonasera. O cofondatore, fondatore, Indipendenza assieme ad altri, insomma, ad altri, insomma. Questo. Renzo Fogliata, professore di diritto e procedura penale a contratto presso la scuola di specializzazione di medicina legale dell'Università di Padova. Buonasera. Grazie anche a lei di essere qui con noi. E poi abbiamo il piacere di avere Michele Favero, primo consigliere di Indipendenza Veneta, che distingue bene, viene arrivato anche a lei, e Gianfranco Cavallin, studioso di storia veneta e quindi anche una partecipazione autorevole. Poi anche la dottoressa, una presenza femminile importante dello studio legale del professor Fogliata. Insomma, non occorrerà che intervenga, però ci fa molto piacere che assista a questa serata. Allora, prima di incominciare, vediamo il nostro piccolo contributo. Per il referendum? Certamente i soldi meglio spesi. Io sono disposto, e sono un piccolo artigiano che in questo momento è in grosse difficoltà, a mettere anche 1.000 euro, anche 2.000 e anche 3.000. A Cison di Valmarino, nel Trevigiano, al convegno sulla via istituzionale per l'indipendenza del Veneto, già si pensa al referendum dopo il via libera dal Consiglio regionale. Un costo per la consultazione intorno ai 14 milioni di euro, senza fondi pubblici. Per alcuni un importo sovrastimato, in ogni caso la macchina organizzativa è partita. Ci sono 1000 possibilità, tra queste vi è quella di prevedere la destinazione del 5 per 1000 delle denunce dei redditi dei veneti e raccoglieremo immediatamente 70 milioni di euro, quindi non è un problema questo.
Un referendum sull'indipendenza del Veneto, sul quale pende come una spada di Damocle un possibile ricorso alla Corte Costituzionale. Gli attivisti però non si spaventano e guardano oltre. Noi pensiamo che si possa legittimamente ritenere di costituirsi davanti alla Corte al solo scopo di contestarne la competenza funzionale, in quanto la norma che viene invocata, la norma dell'autodeterminazione, è una norma sovracostituzionale e quindi sfugge al giudizio della Corte. Se non fosse competente la Corte, chi allora sarebbe competente secondo voi? È chiaro che la Regione, conformemente anche ai deliberati contenuti nella risoluzione 44 e nella stessa legge approvata l'altro ieri, ha la facoltà, anzi ha il dovere, ha l'obbligo giuridico, perché così è scritto nella legge approvata, di ricorrere all'ONU per attivare meccanismi come per esempio la Corte internazionale di giustizia. Allora, io vorrei cominciare un po', dopo commenteremo anche quanto ha detto l'avvocato Morosin che abbiamo qui presente sui costi, che è stato poi oggetto anche sul web di osservazioni varie. Gennaro Marotta, consigliere, vorrei cominciare da lei e poi fare un percorso storico per capire anche il sentire delle persone, perché il tutto parte da questi articoli che sono usciti sui quotidiani, sui principali quotidiani territoriali ma anche alcuni nazionali, su quello che è stato deliberato in Consiglio regionale e su un numero importante, 33.000 firme se non erro, che avete oltre 30.000 firme che sono state portate da Alessio Morosin, dall'avvocato Morosin. Ci racconti un attimo che cosa è successo, che cosa sostanzialmente siete andati ad approvare, l'aspetto dell'incostituzionalità se è stato mosso? È stato da me sollevato un problema relativo alla costituzionalità o meno, cioè se era una pregiudiziale avevo posto. Cioè se era possibile discutere un progetto di legge che comunque andava, secondo il nostro modesto parere, contro quanto scritto nella Costituzione. Quale progetto di legge? Il progetto di legge 342, cioè quello sull'indipendenza del Veneto. Perché prima di quello, tra parentesi, giusto per dire, un giorno prima il Consiglio regionale del Veneto aveva approvato la legge 392, il progetto di legge 392, sulla autonomia e soprattutto per fare lo stesso una consultazione popolare per avere un'autonomia spinta per il Veneto. E questi sono i due step da tenere ben presenti? Non solo sono i due step, politicamente anche sono in antitesi tra loro e creano, secondo me, anche politicamente, fanno fare una brutta figura al Veneto, perché io mi domando, una maggioranza che ha votato i due provvedimenti, li ha votati a distanza un giorno dall'altro, il giorno prima ha dato mandato al presidente Zaia, al governatore, di andare dal governo a contrattare appunto la realizzazione di questa consultazione popolare all'interno, nei dettami della Costituzione, ma comunque sia per un'autonomia spinta, quindi cominciare già a concordare con lo Stato dei margini, trovare dei margini entro cui potersi muovere non solo con la consultazione ma anche con i contenuti a cui si voleva arrivare, quindi a un'autonomia forte. Il giorno dopo lo stesso governatore va dal Presidente del Consiglio, mi immagino, e dice no guarda abbiamo votato, oggi invece abbiamo votato un'altra cosa, e cioè noi vogliamo fare un referendum sull'indipendenza perché dopo vogliamo andarcene. Cioè politicamente mi sembra due cose che non stanno in piedi dal punto di vista politico, sicuramente il Veneto non ne fa una gran figura. Ma c'entra il governatore della regione? Perché sembra che poi con l'indipendenza avrebbe meno anche restituito di fondamenta la sua figura, per cui... c'entra con l'indipendenza, cioè c'entra con questa mozione. È stata una maggioranza che ha votato, aiutato da 3 consiglieri che fanno parte di quel gruppo che si è autoformato in Consiglio, da fuoriusciti di altri partiti. Vorrei ricordare che Futuro Popolare avrà un futuro popolare, per carità ce l'avrà, non lo so se ce l'avrà il Futuro Popolare, però sono fuoriusciti dell'UDC e anche di questo gruppo fa parte un fuoriuscito di Italia dei Valori che è Gustavo Franchetto. Ognuno poi è libero di prendere le strade che ritiene eticamente più opportuno. È un dato di fatto però che la maggioranza, e cioè la Lega, e i gruppi del centrodestra, perché effettivamente ormai i gruppi del PDL sono 3 in Consiglio, più la Lega, hanno votato a favore di questa legge, e comunque se non fossimo rimasti in aula la legge non passava perché sarebbe mancato il numero legale, perché erano comunque in 30. Per esserci il numero legale, non essendoci giustificazioni, comunque sia sarebbero dovuti essere in 31.
morale della favola a dire che noi abbiamo mantenuto il numero legale, noi e il Partito Democratico e Pettenò di Rifondazione, perché era giusto comunque arrivare a un voto, questo sì, non si poteva più procrastinare, anche se io avevo chiesto il ritorno in commissione non tanto per rinviare il voto, ma proprio per verificare la opportunità costituzionale o meno, cioè se c'era la costituzionalità o meno della legge, e soprattutto se una legge che potrebbe avere dei profili alti profili di incostituzionalità poteva essere presentata in Consiglio. Non solo, anche una legge che non aveva nessuna norma finanziaria, cioè una norma finanziaria specifica non c'era. C'era in commissione una norma che era stata scritta dal proponente, che era un aborto giuridico, mi si permette, io non sono un professore, ma era veramente un aborto giuridico. Cioè c'era scritto la spesa per il referendum si farà con una voce di bilancio che sarà a carico dello Stato. Cosa vuol dire? Cioè robe che non stanno né in cielo né in terra. Questa era la norma finanziaria, cioè, per dire. Poi in aula c'è stato il dibattito, ci sono state le prese di posizione, ciascuno si assume le sue responsabilità. Io direi però che i 30 eroi, come sono stati definiti da qualcuno, sono eroi per modo di dire, perché il referendum, secondo il mio modesto parere, non si farà. E il governatore Zaia e chi lo ha sostenuto, in particolare la Lega, che ne ha fatto anche un cavallo di battaglia, e su questo ha portato a più miti consigli i colleghi del centrodestra, ma sì, facciamo fare il referendum ai veneti, si sono un po' giocati la faccia perché non ci credono fino in fondo. A me risulta che un consigliere regionale in particolare, l'amico Furlanetto, che è un consigliere, tra parentesi, che è stato espulso dal gruppo della Lega Nord, lo aveva proposto alla Lega Nord e la Lega Nord gli aveva detto non vogliamo fare un progetto di legge del genere. Almeno così me la racconta il collega consigliere regionale Furlanetto. Quindi può essere benissimo un indipendentismo di facciata. Io apprezzo molto di più l'indipendentismo di Alessio Morosin e dei suoi amici, che sono convinti, fermamente convinti di questo, e portano avanti questa battaglia da tempo. Quelli dell'ultimo momento, io ho molti dubbi che siano indipendentisti e credo che vogliano solamente cavalcare la tigre. Con il primo step, quindi l'autonomia del Veneto, come si va a configurare la situazione? Ma guardi, qui traduco delle domande che sono postate da alcuni imprenditori. Io continuo a dire, anche se c'è una norma finanziaria che dice che i soldi sono comunque a carico della regione, perché anche qua c'è da domandarsi, perché a questo punto non ho capito se quella sull'autonomia sono a carico della regione, perché quella sull'indipendenza no. Cioè, comunque sono delle consultazioni popolari, ragion per cui, se vogliamo prenderle per quello che sono, la cifra doveva essere comunque messa a disposizione. Poi magari potevamo discutere su chi pagava, sulla responsabilità economica, dopo anche personale, dei consiglieri. Io ad esempio avevo fatto un emendamento che logicamente non ho presentato, perché poi va bene tirare la corda, ma forse anche troppo, che secondo me doveva pagarli il primo firmatario della legge, perché continuo a dire che secondo me chi è stato il primo firmatario della legge, per carità, ha fatto la sua battaglia, però non proviene certo da un mondo indipendentista. Se fosse stata firmata da un consigliere regionale che si chiamava Alessio Morosin o anche un Mariangelo Foggiato, che veniva da quello, io potevo anche capirlo, ma da una persona che comunque sia è un ex UDC, per carità di Dio, posso anche pensare che sia diventato indipendente. Beh, oddio, ultimamente è diventato indipendentista di sicuro, perché dovrebbe essere il primo cavaliere, diciamo, di questa nuova battaglia. Sinceramente ho seri dubbi. Ecco. La norma finanziaria, ripeto, è comunque un problema, perché la norma finanziaria dice oggi che i 14 milioni che sono stati calcolati come spesa, perché nei 14 milioni ci sono anche tutte le spese relative a quegli uffici pubblici che non potrebbero essere coinvolti se lo Stato non darà l'autorizzazione a farli coinvolgere, in quanto un referendum che non rispetta crismi non solo di costituzionalità o comunque di legittimità. Detto questo,
quei 14 milioni dovrebbero essere reperiti, questa è la norma finanziaria, dovrebbero essere reperiti da erogazioni liberali, coperti da erogazioni liberali di privati e di aziende. Allora io lancio qui, lo dico agli amici indipendentisti, che io mi premurerò ogni consiglio regionale che faremo da oggi in poi di chiedere sistematicamente l'elenco, sapere a che cifre siamo arrivati, perché non diventi una burla, ecco, e soprattutto chiedere anche agli amici eroi che hanno votato la legge di metterci non solamente la faccia e il voto che hanno messo, ma metterci anche il denaro, visto che se ci credono dovrebbero anche sostenere, come ha fatto quel signore, come ha detto quel signore che pur in crisi crede nell'idea e quindi ha detto che ci metterà i denari. Questa è una cosa di coerenza, è veramente un attestato di coerenza da dare a quel signore e a tanti altri che ho visto al convegno a cui ho partecipato ben volentieri. Magari altri avrò piacere di dire che sono coerenti con quello che hanno fatto quando ci metteranno anche del denaro. Chiarissimo, tutti gli assist sono arrivati, sono convocati. Quante ore mi concede? Cioè gliene ha dati uno dopo l'altro, per cui una bomba. Avvocato Morosini, sì, e poi proseguiamo il giro. Cerchiamo di tutti. Allora fissiamo prima l'aspetto che è visto che sono poche le cose con cui sulle quali concordo con il consigliere Marotta. Partiamo da quelle e poi andiamo su quelle che sì, sicuramente il fatto, e qua tutti gli osservatori l'hanno rilevato, che è assurdo che si preveda che il referendum sull'autonomia costerebbe 3.950.000 euro, quello sull'indipendenza 14 milioni. Ma non è sempre la stessa consultazione. Questa è una cosa assurda, è quasi per intimorire, no? Si comincia a fare su questi giochetti, questi sono i giochetti. Ma chi è che ha tirato fuori i 14 milioni? L'hanno stimata gli uffici della regione, probabilmente sono ispirati da qualcuno che ha a disposizione numeri che noi non abbiamo, ma mi pare che l'evidenza dei fatti è una identica consultazione potenziale, possibile. Quella sull'autonomia costerebbe, ripeto, 3.950.000 e quella sull'indipendenza, guarda caso, 14 milioni, e questi a carico dei privati. Contrariamente a quello che dice Marotta, io credo che ci saranno sorprese, perché io conosco decine, centinaia, non voglio dire migliaia di imprenditori che avevano detto, e se saranno coerenti li vedremo, che se c'è la legge sono pronti a finanziarla. Non vorrei che questa legge, se attivassero un meccanismo serio, in pochi giorni troverebbe il completo finanziamento privato. Anche qua il Veneto farebbe scuola, sono no? convinto. Sarebbe certo, la prima volta che succede una cosa del genere. La cosa seconda sulla quale invece concordo su Marotta è quella che il Consiglio regionale, era scritto anche Dario Di Vico ieri sul Corriere, se non sbaglio, l'ha subito. Anzi, Dario Di Vico dice che Zaia ha lasciato fare questo referendum. Ed è vero perché questo è un referendum che non è nato all'interno del Consiglio, è un'idea nata fuori, è nata dai cittadini, da quel consenso, che piaccia o non piaccia a quelli che hanno creato successivamente dei sondaggi artificiosi o interessati. Io mi fermo al sondaggio del 24 di marzo di Ilvo Diamanti, che non è della nostra parte, che è stato pubblicato da un giornale di sinistra come Repubblica.it, quindi quotidiano online di sinistra, il quale dice che i veneti interpellati in quei giorni hanno risposto, e questo è un sondaggio scientifico, come sa la dottoressa Cognito, perché lo fanno con dei protocolli, con delle regole. L'80% dei veneti interpellati vogliono votare sul quesito dell'indipendenza e il 55% hanno detto che se si va a votare voterebbero sì. Hanno preso tutti paura di fronte a questo sondaggio, infatti hanno cercato subito di rilanciare dei sondaggi fasulli, se mi è consentito, compreso quello degli industriali, di una certa parte degli industriali, che hanno detto che solo il 3% dei veneti sarebbero favorevoli. Io ci credo molto a quello di Ilvo Diamanti, perché appunto non è dalla nostra parte e perché è pubblicato da un giornale di sinistra. Quindi è nato dal di fuori del Consiglio regionale e questo ha maggior secondo me, rilevanza, maggior dirompenza sul piano politico. Il Consiglio regionale, quindi condivido il giudizio di Di Vico, ripeto, riportato dal Corriere di ieri, e di Marotta, l'ha subito. Ma è bello subire la democrazia quando viene dal basso, perché si capisce per tantissime ragioni, e la realtà di tutti i giorni lo conforta, che non si può andare avanti così, che ci vuole un cambiamento in nome e con lo strumento della democrazia. Questo è il punto. Che cos'è un referendum? Dare la parola ai cittadini. Non è detto che il Consiglio doveva dichiarare l'indipendenza, il Consiglio doveva, ed ha fatto opportunamente, in modo poi lo vedremo, ha messo a disposizione dei veneti uno strumento di consultazione che si chiama referendum per dire se vogliono o no
l'indipendenza. C'è paura di consultare i cittadini, come dice un ineffabile oggi Umberto Curis, un articolo che consiglio solo perché merita la rampogna delle persone libere, delle persone democratiche, delle persone che credono alla libertà appunto dei cittadini, al protagonismo di noi cittadini e non sudditi. Corriere di oggi è una vergogna, possiamo dirlo. Umberto Curi. E il silenzio non è casuale, il quale dice: anche una persona del tutto digiuna del diritto, e qui abbiamo due professori che possono dire qualcosa, capisce che materie di questo genere non possono rientrare fra quelle a cui si possa chiedere l'opinione dei cittadini. Questo è uno dei sacerdoti della verità, è uno che si titola di poter parlare anche a nome nostro. Ma veniamo, non mi piace la polemica, la legge è molto interessante, ma se vuole ne parliamo dopo. No, ne parliamo dopo, perché ho la pubblicità che incombe, e dopo appunto voglio risentire cosa dice la legge, ma anche il parere degli altri presenti. Andiamo subito rapidissimi in pubblicità, il tempo vola, e poi ritorniamo insieme, pochi secondi.